Buongiorno, oggi faccio i roccocò, pigliate carta e penna. Io uso le mandorle spellate perché non mi piace la buccia e quindi le faccio tostare. Quando saranno diventate belle biondine e croccanti le togliete dal fuoco. Ho minuzzato 2 bucce di arancia e una buccia di limone intere. Vado ad aggiungere 200 g di miele. Aggiungo al composto 700 g di acqua e 400 g di zucchero. Aggiungo una bustina di pisto, cannella, chiodi di garofano, coriandolo e noce moscata. Ora 2 bustine di vanillina. Ora un cucchiaio di cacao amaro e 15 g di ammoniaca per dolci. Prendete 1 chilo di farina, le mandorle che io ho sminuzzato nel mixer, ecco qua, mandorle e farina, facete un bello mesca francesca. Poi aggiungete tutto questo questa brotaglia che ho preparato e abbiate a miscare piano piano, roce. Abbiamo formato una bella palluccella di questa consistenza. Siamo pronti per fare i nostri roccocò. Cate un pezzetto di impasto, lo stendete così e poi lo arrotolate e lo azzeccate bello, lo schiacciate un po' e dopo li mettiamo sulla carta da forno. Prendete un uovo e un cucchiaino di zucchero e lo sbattete. Prendete un pennello da cucina e sciorignate belli roccocò che avete preparato. Dopo che l'avete sciorignato tanto bello con l'uova cotta, li mettete in forno a 175 gradi per 25 minuti. Di qua e tengo cavera. La dose che vi ho dato escono 20 roccocò di questa grandezza. Almeno saranno 100 grammi l'uno. Ci ho messo 2 mandorle in più perché sono convinta che se ci ho mettito ci ho trovato.